Vi facciamo vedere come preparare i gyoza fatti in casa. E vi recuperate anche il cotechino avanzato dalle feste. Sto Andiamo. cotechino, andiamo figa, dai, andiamo. Dove sta andando? Iniziamo andando in padella con olio di semi, cipollotto, carote, mettiamo la verza, soia, lasciamo cuocere un paio di minuti. Ok ragazzi, siamo pronti, adesso andiamo. Ci siamo tagliati il cotechino, andiamo a mischiarlo con le verdure, ripieno pronto, lo mettiamo a riposare, facciamo i gyoza, siamo arrivati allo spessore che ci interessava, coppiamo col coppa pasta, ci facciamo i nostri dischetti, andiamo a farcire col ripieno, facciamo vedere come chiuderne uno, compattiamo un attimo il ripieno e facciamo praticamente delle pieghe ragazzi. Sembra facile ma non lo è, come tutto in cucina. Pinziamo bene, questo sarebbe il risultato finale. Padella calda, un goccio di olio di semi, poggiamo i ravioli dalla parte della pancia. Mi raccomando padella antiaderente perché sennò si attaccano. La facciamo fare un po' di crosticina ai ravioli e poi aggiungiamo un goccio d'acqua e facciamo cuocere a vapore con il coperchio. 10 minuti circa, in modo tale che sotto si formi la crosticina e il vapore faccia cuocere i ravioli. Nel frattempo ci prepariamo la salsa. Un goccio d'olio di semi, peperoncino, aggiungiamo le lenticchie che abbiamo già cotto, facciamo tostare, continuiamo con del ketchup homemade che abbiamo fatto noi, senape in grani e senape classica. Salsa pronta, anche i gyoza sono pronti, andiamo a impiattare. Guardate qua che crosticina, croccante sotto e morbidissimo sopra. Finiamo con la nostra salsa d'accompagnamento. Voilà. Assaggiamoli. E la salsa? Wow. Cazzo, sai che è buonissimo? Ci sta di brutto, non me l'aspettavo. Buonissimo. Provateli a casa e fateci sapere come vi vengono.